Mancano le riserve che solitamente d'inverno si accumulano e quindi questo lo pagheremo nel tempo, a meno che la pioggia non riesca a rimpinguare. Io spero con gradualità queste riserve. È emergenza idrica. La Regione Veneto da tempo ne è consapevole. Il problema richiede nuove soluzioni e nuove opere. Serviranno a mettere in sicurezza il territorio, gestire meglio la rete idrica e costruire riserve d'acqua ed evitare gli sprechi attuali dovuti a infrastrutture idrauliche vetuste. Il presidente della regione Zaia ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un dettagliato piano degli interventi da oltre 2 miliardi di euro. E tra queste opere 6 sono prioritarie con un controvalore di 408 milioni di euro. La regione sta anche mettendo in opera con un tubo di 150 km l'interconnessione con il Po con l'acqua proveniente dai pozzi della Pedemontana per cercare di eliminare il cuneo salino presente nel delta. L'acqua di falda dal campo Pozzi di Camazzole, nell'alveo del Brenta, si connetterà con la centrale di potabilizzazione di Ponte Molo che sorge sul Po di Gnocca, zona che lo scorso anno è andata in sofferenza a causa della risalita del cuneo salino, salvata solo in parte fino ad oggi grazie a un dissalatore. L'opera di connessione, finanziata con 2,8 milioni di euro nell'ambito del piano contro l'emergenza idrica, è prevista entro fine maggio.